su YouTube. Voi un dite... atto di protagonismo personale che non va, secondo me, sottolineato rispetto a una città che domenica ha accolto diverse decine di siciliani a Treviso. La tribuna era tranquilla, ha vissuto la partita che ha avuto dei capovolgimenti di fronte come nello sport, bene, insomma, e non c'è stata la benché minima diatriba né verbale né fisica. Se poi troviamo un esemplare, un individuo che ha pensato di farsi un po' di pubblicità e mettere in cattiva luce una città, ci dispiace molto, ma non siamo questi. I giocatori, chiediamo al mister, voi mentre rientravate avete sentito questi insulti in qualche modo? Io sono il primo a chiamarli terrone, tutti terroni. Gennaro Ruotolo è originario di? Di Caserta. Di Caserta, prima scherzavamo perché diceva terrone, io lo dico a tutti, ma insomma parliamo seriamente. Stiamo dando importanza a una cosa che non esiste. Stiamo etichettando una città, una tifoseria che non va bene, insomma. Tra l'altro io ci sottolineo, avete quelle coppe lì davanti, sono due, sono coppe disciplina che, Marco, vengono appunto date per il comportamento della squadra e del pubblico, le hanno vinte negli ultimi 2 anni, certo. Quindi comunque questo sottolinea il fatto che vi stiate comportati bene. Benissimo. Il direttore ha detto un po' tutto, no? La singola persona che... Com'è l'ambiente? Come sono questi ragazzi? Non abbiamo dato importanza a niente, fra l'altro non abbiamo sentito niente, fra l'altro. Forse eravamo presi anche dalla partita, eravamo presi un po' dalla delusione dei risultati e tutto il resto. Però tutto questo casino, insomma... Allora, qui ci sono giocatori... Un momento, Cristina, sentiamo anche qui in studio, ecco. Lui ha detto, stiamo dando troppa importanza a un cretino che dice Terroni. È così, è vero, siete d'accordo? Dunque, allora, io sono molto d'accordo nel ricollocare le cose nel loro contesto, perché va bene tutto. Però sulle tifoserie poi c'è da fare un discorso che riguarda tifoserie e società, magari non loro del Treviso segnatamente. Peraltro Treviso aveva un problema più grave, un sindaco che faceva togliere le panchine perché i neri non ci si mettessero sopra, quindi che mi pare ben più serio il problema del Terroni urlato dallo stadio, diciamo. Ma comunque c'è il tema dell'acquiescenza della società rispetto alla tifoseria. C'è. Le società sanno perfettamente di avere che gruppi hanno dentro e sanno perfettamente che tipo di posizioni hanno quei gruppi e gli continuano a lisciare il pelo. Parli in generale? Parlo di società, non parlo di loro segnate, parlo di società anche di Serie A, parlo di società note, insomma, diciamo. Questo è un problema gravissimo. Questo è un problema delle società. Questo è un problema gravissimo perché poi quello che succede nello stadio diventa pedagogico, cioè diventa una cosa che viene veicolata immediatamente tra i ragazzini e quindi diventa un messaggio micidiale. È vero. Guardate sempre a Treviso, qualche anno fa, credo una decina di anni fa, ci fu un altro episodio, casualmente a Treviso, forse, penso proprio di sì. Insomma. Allora, in questo episodio, un giocatore del Treviso entrò in campo, un giocatore di colore, e lì ci furono insomma, dei bu razzisti, di chiara impronta razzista. Allora, cosa hanno fatto i calciatori del Treviso? La settimana dopo, non so se abbiamo le immagini, sono entrati tutti in campo con la maglia dipinta di nero. Con la faccia. Scusate, con la faccia, dipinta di nero. Fu bellissimo. Che fu bellissimo, fu bellissimo. Davvero bello. Allora, chiedo proprio a Ruotolo, grande ex calciatore, adesso allenatore da Futuro Roseo, e anche alla dirigenza, ai calciatori, se ci hanno in mente qualcosa, magari per la prossima partita. Volete tingervi di nero? Ero lì quella partita, ero col non ho capito? Se volete tingervi di nuovo la faccia di nero. No, non di nero, magari parlare di napoletano, non lo so. Ancora, ma non abbiamo bisogno parlare in napoletano. Io sono napoletano, non siamo Qualcosa fatelo però, fatelo con i tifosi del Treviso o quelli di altre squadre. Anzi, mi incitano la domenica, mi dicono vai biondo, quindi più di così. Un problema ce l'ha però, gli orecchini. Vai biondo, gli dicono. Un momento perché abbiamo invece un'altra storia.